Oggi vi voglio presentare le nuove idropulitrici della STIHL a batteria, sia con il sistema AP, le batterie più grandi, sia con il sistema AK, le batterie un po' meno grandi. È una grandissima novità. Potremmo e possiamo utilizzare un'idropulitrice in assenza di elettricità e in assenza di una fonte di acqua, perché l'elettricità la portiamo con noi e perché la fonte di acqua può essere un serbatoio che abbiamo con noi. Queste nuove idropulitrici, una che porta la batteria AP e che porta la batteria AK, finalmente ci sono, ma quale potrebbe essere l'utilizzo e perché ci tengo molto a presentarle? Perché esistono già numerosi attrezzi che noi utilizziamo nel nostro giardino con questa serie di batterie, per cui questo attrezzo può andare ad integrare molto bene quello che noi abbiamo già in casa, oppure per chi non ce li ha può rappresentare una soluzione che fino adesso può aver avuto qualche difficoltà. Mi spiego meglio. Se sono in giro con il camper e voglio lavare degli attrezzi, posso avere delle idropulitrici con queste caratteristiche e posso comodamente fare le pulizie che intendo, della bici, del camper. Posso avere nella parte alta della casa, al secondo piano, al primo piano, dei terrazzini che voglio pulire, ma prendere la gomma, tirare il filo può essere una difficoltà, quindi con un secchio d'acqua e la mia batteria in un attimo pulisco il terrazzino o le tende. Mi viene anche da pensare per alcune municipalità che devono magari fare la pulizia di alcuni punti un po' sensibili, ad esempio dove ci sono le panchine dei giardini, dove ci sono diciamo alcuni angoli in alcuni edifici che magari i piccioni si divertono sempre a sporcare. Gli utilizzi possono essere anche diversi, oppure in montagna chi ha delle case dove non sempre c'è la possibilità di avere la luce continua oppure l'acqua, oppure mi viene in mente in cimitero, nelle tombe di famiglia, chi deve fare una pulizia nei marmi o nella parte sottostante del cemento. Tutti questi strumenti offrono una possibilità di eseguire i lavori in tempi rapidi e molto semplici.